Sospiro di sollievo, Samugheo. Il 69enne è scomparso ieri mattina e finalmente è tornato a casa. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e lascia un like per non perdere le notizie che riguardano la nostra terra. L'allarme a Samugheo era scattato 24 ore fa. L'uomo, Franco De Melas, un 69enne del posto, era uscito con la sua auto senza portare con sé il cellulare, facendo perdere completamente le sue tracce. Per ore i vigili del fuoco hanno perlustrato ogni centimetro della zona intorno a Samugheo, con ogni mezzo a disposizione. Ma dove si era rifugiato l'uomo per tutto questo tempo? Mentre le ricerche si facevano più serrate, è accaduto l'inaspettato. Franco ha fatto ritorno a casa autonomamente. Sta bene. È una storia a lieto fine, di quelle che ci ricordano quanto sia fragile la tranquillità delle nostre famiglie, nei nostri piccoli centri sardi. Nonostante la grande mobilitazione dei soccorsi a Samugheo, la vicenda si è chiusa nel migliore dei modi. Ma cosa spinge un uomo a sparire nel nulla senza un telefono? È una domanda che ci interroga sulla sicurezza e la solitudine nell'entroterra della Sardegna di oggi. Cosa pensi si debba fare per proteggere meglio i nostri anziani nei paesi più isolati? Mi piacerebbe conoscere la tua opinione e mi raccomando, segui il canale per restare informato sulla cronaca della terra sarda. Infine ti ringrazio per aver seguito questa notizia positiva. Sapere che il signor Franco è tornato a casa sano e salvo è la notizia che speravo di dare. Ed è in momenti come questi che la nostra comunità si stringe ancora di più. Un saluto, un abbraccio e una buona giornata. Ciao.